Amici di Calcio Padova TV, buonasera. Queste immagini vi giungono ancora una volta dal Palagozzano di Padova, Palosport, per un avvenimento importantissimo, il primo derby della stagione, il vero derby di Padova, quello fra Padova Calcio 5 e Italian Coffee Petrarca. Una sfida ovviamente che ricca di curiosità, ricca di imprevisti per entrambe le squadre, perché la rivalità è piuttosto accesa, come è ovvio anche. È il secondo turno di Coppa Italia. Abbiamo seguito la settimana scorsa la bella vittoria del Padova contro il Vigo Real per 3-1. Adesso però qui si decide chi passerà, chi continuerà il proprio cammino in Coppa Italia proprio in questo derby che verrà ripetuto anche in campionato, nel campionato di C1 che partirà la prossima settimana, perché le due squadre sono inserite nello stesso girone. A fianco a me anche questa sera mi ritrovo l'amico Mattia Arisi, il direttore generale del Calcio Padova 5, che commenterà insieme a me questa partita che sta per iniziare. Palla a centrocampo. Allora Mattia, molta attesa per questo che è il primo derby della stagione. Sì, è il primo derby della Gozzano e della città di Padova. Siamo qua in attesa per cercare di vedere quali sono le compagini che spiccheranno in questo primo derby di Coppa Italia. Siamo felici di essere qui. Beh, dicevo in apertura che è un derby acceso di rivalità. Ma la rivalità sinceramente è sportiva, legata sempre ai derby. Giochiamo nello stesso palazzetto, ci alleniamo nello stesso palazzetto ed è naturale che ci siano delle paure di supremazia dell'uno o dell'altra, però lo sport è anche questo. Via proprio in questo momento al primo derby della stagione fra Padova e Petrarca. Petrarca che ovviamente si schiera con la classica maglia nera e il Padova invece con altrettanto classica casacca bianco scudata. Subito pallone che termina in fallo laterale per la rimessa dell'allenatore e giocatore Rodriguez. Lo scambio poi con Crepaldi, Madalosso, Rodriguez fa girare il pallone il Padova, Rodriguez da questi a Carraro. Ancora Crepaldi, buono il filtrante ancora per Carraro, possibilità di andare al tiro, Rodriguez e subito la parata del portiere del Petrarca Mazzon sulla conclusione di Rodriguez di sinistro. Buona la risposta del portiere petrarchino. Intanto ancora la palla in possesso dei biancoscudati con Rodriguez che si appresta a questa rimessa in gioco. Da questi quindi a Carraro. Madalosso, uno dei migliori nella partita precedente sempre di Coppa Italia, perde palla questa volta Carraro per la ripresa da parte del Petrarca con Mazzucato. Dopo il tocco di Gastaldello ancora Mazzucato, poi Gastaldello tenta il dribbling, Gastaldello viene affrontato dall'ottimo Rodriguez che riporta via la sfera, l'appoggio poi all'indietro per Carraro, può liberare il Padova su Madalosso che può adesso andare in velocità, viene attaccato da un paio di avversari, alla fine è Mazzucato che lo ferma in fallo laterale. Partita che con le due squadre che si studiano in questo avvio, Padova però che per il momento sembra dominare sul piano del gioco. Sono passati soltanto pochi minuti dall'inizio del match, tanto questa rimessa laterale del Petrarca con pallone scagliato in zona morta, palla che termina ampiamente fuori. Sempre Rodriguez, il tocco per Madalosso, partita che è iniziata un po' blanda rispetto a quella della settimana scorsa. In questo momento ci stiamo studiando, ricordiamoci che abbiamo un comparto nostro che arriva proprio dalle... Aspettate un attimo. Intanto attenzione perché Gastaldello stava andando alla conclusione, viene fermato da Madalosso che ha perso il pallone malamente a centrocampo, spalancando tutto l'area difensiva a Gastaldello che si apprestava alla
si apprestava ad andare alla conclusione. Calcio di punizione quindi per il Petrarca sul pallone Bottin, si piazza la barriera, occasionissima adesso per la formazione bianconera del Italian Coffee Petrarca. Attenzione, parte il tiro, pallone che filtra, respinge il portiere Ballarin, poi ancora Mazzucato, ancora Gastaldello in possesso di palla, tenta il dribbling, lo scambio, ancora Gastaldello, viene fermato da Rodriguez e poi tenta la conclusione Botchi, Hamid Botchi, con palla che viene deviata, calcio d'angolo. Ecco, stavamo dicendo, era il Padova che stava quasi dominando l'incontro all'inizio, adesso il Petrarca sta reagendo alla grande, rendendosi pericoloso. Tanto vediamo opportunità di contropiede, Carraro, Madalosso, gol! Grande gol di Madalosso su questa azione di contropiede, grande azione dei biancoscudati e grande esultanza sugli spalti, come sentirete. Il tocco di Carraro per Madalosso, che al secondo minuto di gioco effettivo mette in rete. Nulla da fare per il portiere Mazzon, 1-0 per i biancoscudati, grande esultanza anche per Mattia Risi. Madalosso è uno dei gioiellini che stiamo vedendo in campo oggi, lo ha fatto vedere la prima partita e lo ha riconfermato oggi. Ragazzino di 16 anni con una tenacia fantastica e una freddezza da sottoporta splendida, ci avrà soltanto un successo nel futuro. Io direi, Mattia, che è un grande successo ancora una volta vedere il Palagozzano riempito in ogni ordine di posti. Sì, vedo, sento i cori, abbiamo una curva fantastica, l'ICB fa sempre bene. Io ringrazio tutti i ragazzi che sono venuti a vederci. Allora, tutta metà della tribuna è riempita dai tifosi biancoscudati, l'altra metà dai petrarchini, che in questo momento sono piuttosto silenziosi, visto che la loro squadra è sotto di un gol. Soltanto dopo 2 minuti di gioco effettivo Madalosso ha portato in vantaggio i biancoscudati. Prova a imbastire nuovamente il gioco il Petrarca con Gastaldello, attenzione a Gastaldello, il giocatore più pericoloso forse questo Gastaldello del Petrarca. Molto in gamba Gastaldello, mi pare che l'abbiano messo anche sul Mattino di Padova oggi ed arriva dall'Abano di calcio a 11, ma vedo che ha una confidenza con la suola e col calcio a 5 che è difficile da trovare su un ragazzo che ha sempre giocato a calcio a 11. Ricordiamo che i giocatori che hanno la numerazione superiore al 20 sono tutti under 20. Ecco, attenzione ancora Gastaldello, il dribbling e poi c'è il tocco da parte di Rodriguez che può ripartire, si chiude bene però questa volta la difesa del Petrarca, ancora Carraro, ancora Madalosso, autore del gol, il tocco poi di Crepaldi non riuscito. Attenzione perché adesso il Petrarca che può andare al tiro con Mazzucato e poi grande parata di Ballarin. Ballarin ancora una volta si distingue per le sue uscite, bravissimo a chiudere lo specchio della porta sulla conclusione di Mazzucato, quindi opportunità per il Petrarca per raggiungere subito il pareggio, sventata però da Ballarin, bravissimo nell'uscita. Rodriguez per il Padova, il tocco poi per Crepaldi, fa girare palla il Padova cercando degli spazi che non trova, poi Rodriguez, Madalosso, il controllo, c'è forse un fallo, l'arbitro interviene. Ricordiamo gli arbitri, il primo arbitro Voltarel di Treviso, il secondo arbitro Tasca, sempre di Treviso, che è intervenuto proprio il signor Tasca in questo momento a decretare il calcio di punizione per il Padova. Il gioco non può essere ripreso, deve essere l'arbitro a dare l'ok, si stava sistemando la barriera petrarchina. Intanto esce Bottin per il Petrarca, Rodriguez, Madalosso, Rodriguez, poi ancora Crepaldi, Rodriguez, possibilità della conclusione, Rodriguez tarda un po', ancora poi la conclusione di Crepaldi con Mazzon che riesce a respingere il tiro centrale di Crepaldi, gran botta, ma Mazzon era ben appostato e ha potuto respingere poi sulla seconda conclusione, pallone che termina sul fondo. Ancora Petrarca adesso che viene pressato alto dal Padova, Gastaldello ancora lui in possesso di palla, lo scambio con K, ancora sbagliato l'appoggio, adesso sono in 3 contro 2, attenzione Madalosso che non riesce a
ad agganciare questa sfera sul servizio di Carraro. C'era la ghiotta opportunità per Madalosso di stoppare questa palla e andare alla conclusione, sarebbe stato tutto solo davanti al portiere Mazzona. Ancora Rodriguez all'indietro per Ballarin, buon Padova adesso, soprattutto dopo essere passato in vantaggio con Madalosso al secondo minuto. Ancora Rodriguez, l'apertura su Carraro, poi Crepaldi non riesce a pressare alto il Petrarca perché Padova fa girare molto bene il pallone di prima. Madalosso poi all'indietro ancora per Crepaldi, quindi c'è Rodriguez tutto solo, può impostare nuovamente, passaggio filtrante per Madalosso che cercava poi il servizio centrale in direzione di Crepaldi. Applausi scroscianti dalle tribune, un Padova che sta decisamente giocando bene. Sì, sono fluidi rispetto alla settimana scorsa. La sentono e vogliono fare bene. Vedo tutti con una certa intelligenza, non c'è nessuno che non sa che cosa non fare, quindi bene. Quindi bisogna dare anche merito a questo Rodriguez, deve aver fatto un ottimo lavoro in fase di preparazione. Tanto Petrarca che prova ancora Rodriguez a chiudere, ci riesce, mantiene il possesso di palla, poi sull'attacco di Mazzucato perde il pallone ancora a Gastaldello che però serve un compagno che non c'è, è stato ingannato forse dalla presenza dell'arbitro, e allora rimessa per il Padova. Ricordiamo al secondo minuto gol di Madalosso, questo giocatore promettente per il calcio a 5, giovanissimo fra l'altro Madalosso. Rodriguez, Carraro, ancora Rodriguez, viene attaccato da Mazzucato. Rodriguez per Crepaldi, passaggio all'indietro per Ballarin che incespica un po' sul pallone, la stava quasi per combinare grossa. Ballarin poi trova rimedio mettendo il pallone in fallo laterale. All'indietro per Bocti, quindi K. Petrarca adesso che prova a impostare ancora con Gastaldello, lo scambio, ancora Gastaldello, riesce a mantenere il pallone, poi lo perde ma recupera K per il Petrarca. Da questi a Mazzucato che torna sui propri passi, K fa girare per Bocti, ancora lui, il mancino del Petrarca a metà, e poi attenzione perché Rodriguez riesce a interrompere l'azione petrarchina, sfuma però l'opportunità per il contropiede. Buono questo scambio, e poi Crepaldi che non trova però la conclusione immediata, poi riesce a mettere al centro dove non arriva in tempo Carraro. Applausi ancora una volta per questa azione del Padova. Intanto c'è un cambio, esce Madalosso ed entra Paolo Giorgi con la fascia di capitano. Ancora lui riesce a recuperare il pallone, Giorgi, possibilità di tiro, e poi Carraro è ancora all'indietro e ancora Giorgi che però controlla male, palla che termina oltre la linea laterale. È entrato anche Mattia Vettore, autore di un gol nella partita di venerdì scorso contro il Vigorial. Padova che mantiene alto il proprio assetto in pressing sui difensori del Petrarca. Viene rettificata la posizione del pallone per questa ripresa del gioco, del fallo laterale. Bouti per il Petrarca, viene attaccato da Giorgi, poi K che sparacchia lontano, non riesce ad intervenire Gastaldello e quindi pallone che termina addirittura sul fondo dalla parte opposta. Vettore, Rodriguez, ancora Vettore per Capitan Giorgi che era assente, Capitan Giorgi, nella partita di venerdì scorso contro il Vigo Real. Attenzione a Vettore, doppio dribbling, poi l'ultimo tocco di un giocatore del Petrarca e quindi si riprenderà con questo corner a favore dei biancoscudati. Sempre 1-0, gol al secondo minuto di Madalosso. Pallone dato all'indietro per Rodriguez, colpo di tacco e Vettore trova il 2-0. Bravissimo Rodriguez su questa azione di calcio d'angolo.
è riuscito a girare il pallone di tacco per Vettore e Vettore ha messo in rete da pochi passi. 2-0 per il Padova e adesso si mette davvero bene, vero Mattia Risi? Sicuramente siamo a 2 spanne di vantaggio da loro, però ricordiamoci che manca tanto tempo. Ho visto delle partite che si chiudevano al 60esimo con 10-9, quindi è ancora tutta da decidere. Sono d'accordo con te, tutto può ancora succedere, però intanto questo vantaggio di 2-0 è abbastanza rassicurante, anche perché proprio sul piano del gioco il Padova secondo noi sta facendo vedere qualcosa in più rispetto alla Petrarca. Petrarca che, come vedete, trova grosse difficoltà addirittura a superare il cerchio di centrocampo. Trovo una maggior precisione da parte dei nostri, una maggior concentrazione. Loro sono un po' in difficoltà, ma guardate che bisogna aspettare, bisogna prendere confidenza con queste partite. I derby sono sempre delle cose difficili da vivere. E vedremo se Diego Giacon, il tecnico della Petrarca, riuscirà a inventarsi qualcosa. Intanto Giorgi che impegna ancora una volta Mazzon con questa conclusione di piatto destro, un tiro abbastanza debole, quindi ha potuto respingere agevolmente Mazzoni. Intanto viene avanti K, Bocti, Petrarca, apertura sulla sinistra per Carrossa, ancora K, Bocti, da questi a Buonpane, fa girare un po' tutti i suoi giocatori. Giacon, attenzione perché Giorgi adesso in buona posizione, viene fermato, la respinta poi della difesa petrarchina. Bocti che perde palla, è in una posizione piuttosto pericolosa, rischio da parte del giocatore numero 11 del Petrarca, ancora lui in possesso di palla, deve dare l'indietro perché il Padova, come vedete, pressa molto alto. L'ultimo tocco è di Carraro, la respinta poi del portiere, ma Rodriguez dall'alto della sua esperienza reclamano giocatori e tifosi del Petrarca, ma Rodriguez qui ha dimostrato cosa significa essere un giocatore esperto. Siamo d'accordo, l'abbiamo visto tutti. È peccato che l'arbitro non è riuscito a individuarla, però devo dire che il numero 4 del Petrarca ha provato un sombrero che era se gli passava a Rodriguez. Secondo me l'avrebbe scontata perché doveva pagare qualcosa da bere dopo. Sì, in effetti ottima l'idea di Carrossa di aggirare Rodriguez con quel tocco di esterno tagliato, però Rodriguez ha messo in campo la propria esperienza, falletto semi nascosto, e intanto si alza l'urlo della tifoseria bianco-scudata. Voglio ricordare ancora una volta che partecipano a queste sfide della formazione del Padova Calcio a 5 molti tifosi iscritti ai club della prima squadra, della squadra del calcio a 11, quella che milita nel campionato di Lega Pro. Molti tifosi che seguono proprio il Padova vengono a seguire anche il venerdì sera al Palagozzano la squadra del Padova Calcio a 5, che fin qui sta dando molte soddisfazioni, avendo vinto il primo turno di Coppa Italia contro il Vigo Real per 3-1 e risultando essere in vantaggio per 2-0 in questo secondo turno nel derbissimo contro il Petrarca. Si alza sempre il coro dei tifosi biancoscudati. E bravo Mattia Risi che è riuscito a coinvolgere tutta questa tifoseria. Non è colpa. Allora, bravo io, ma bravi tutti, cioè non sono soltanto io. Architettare e gestire una società non è fatta solamente di poche persone, è fatta di un gruppo che è orientato verso un solo obiettivo, che è quello di fare sport in maniera amichevole e piacevole. Questo è quanto, non sono io, cioè è tutto il gruppo. E io, se posso dire la mia, fin qui ci state allietando tutti i venerdì sera con delle belle partite, quindi l'invito è rivolto anche a chi ancora non è venuto al Palagozzano: venite a vedere il calcio a 5 perché vi divertirete. E intanto il Petrarca adesso che prova a impostare una replica, questo tiro da parte di Carrossa, anzi K,
con deviazione di piede da parte di Ballarini. Il calcio d'angolo quindi chiama lo schema numero 3 Carrossa, che si appresta alla battuta. Vediamo come funziona questo schema numero 3. È un blocco da parte dei giocatori, poi tenta il tiro dalla lunga distanza, Bouzi colpisce male, pallone che se ne va all'MLM a fondo campo, e allora può ripartire il Padova con Capitan Giorgi, da questi a Carraro, poi Rodriguez, Giorgi, un buon palleggiatore Giorgi, poi Rodriguez, Carraro, ancora Rodriguez per Vettore che difende molto bene la sfera e poi subisce un fallo da parte di Bouti. L'arbitro lo richiama verbalmente, il fallo era piuttosto duro e adesso c'è la possibilità di andare al tiro su calcio di punizione per la formazione biancoscudata. Rientra Madalosso, rientra anche Crepaldi, punizione che viene affidata a Rodriguez come sempre, dietro di lui anche Carraro. Vediamo se Rodriguez proverà la botta decisa in porta. Fece gol più o meno da quella posizione nella partita scorsa, dalla parte opposta. Intanto vediamo che due giocatori sono andati a posizionarsi vicino al palo. Rodriguez lascia invece l'incarico a Carraro, lo schema non riesce, a sorpresa poi l'uscita di Ballarini che sparacchia via onde evitare sorprese. Nulla di fatto, siamo sul 2-0, i gol di Maddalosso e Vettore per il Padova. Prosegue il gioco nonostante un fallo, poi c'è questo tocco da parte di Vettore che va ad anticipare Buonpane. Calcio d'angolo per il Petrarca che deve assolutamente trovare il gol, e tanto vediamo questo gran tiro dalla lunga distanza con la respinta del bravissimo Ballarin, il gran tiro di Bottin. Ballarin non si è lasciato ingannare e sorprendere. Intanto vediamo ancora, viene chiamato un altro schema, il pallone scodellato ancora per il tentativo di Bottin, questa volta colpisce male. È facile la parata di Ballarin. Rodriguez, quindi ancora Carraro, viene attaccato da Buonpane. L'ultimo tocco è di Vettore. Buonpane all'indietro, Bottin fa girare la sfera, sbagliato però l'appoggio, può ripossessarsi del pallone il Padova, il lancio lungo dove però interviene il difensore del Petrarca. Ancora Bottin prova a scodellare in direzione di Buonpane, l'ultimo tocco è di Giorgi. Ancora Bottin, Carrossa, poi ancora lo scambio 1-2, ma recupera il pallone il Padova con Rodriguez che chiama i suoi subito a un tentativo di contropiede non riuscito, e poi Vettore che scodella dalla parte opposta dove c'è Giorgi. Ancora Carraro, girano i giocatori del Padova con Giorgi, quindi Carraro ancora lui, viene attaccato, affida il pallone sui piedi di Rodriguez che smista bene per Vettore che non trova però lo spazio per andare al tiro. C'è il recupero da parte di Bottin che ci mette anche della grinta nel suo intervento. Tanto la rimessa laterale che spetta al Padova con Giorgi. Rodriguez cambia gioco da parte opposta, ancora Rodriguez dopo il passaggio di ritorno di Carraro, quindi Giorgi, Carraro, ancora Rodriguez, si fa vedere Vettore, riceve la sfera, viene attaccato ancora una volta, ma questa volta si libera molto bene, bravissimo Vettore, occasionissima veramente, ma applausi per Vettore che se n'è andato in dribbling, ha saltato un paio di avversari, poi gran botta a colpo sicuro, bravissimo questa volta il portiere Alberto Mazzon a respingergli il tiro. Ancora calcio d'angolo per il Padova con Carraro, Rodriguez all'indietro, ancora
Rodriguez, Giorgi, attaccato Maddalosso dall'onnipresente Bottin. Rodriguez, Maddalosso, ancora Rodriguez per Carraro, buona l'azione, lo scambio poi di tacco. Maddalosso cercava di servire, attenzione adesso perché sono in 3 contro 2, ma è bravo Rodriguez che si prende tutti gli applausi della tifoseria biancoscudata. A chiudere questo tentativo di contropiede del Petrarca, ancora Gastaldello che è rientrato in campo e dà molta vivacità all'attacco, e poi la conclusione, il palo, pericolo, e poi ancora il tentativo di Carrossa e adesso il palo da parte di Gastaldello su un'azione personale. Attenzione perché Mazzucato può tirare, c'è la respinta di Giorgi per il Padova, ancora un calcio d'angolo, ma questa volta Petrarca si è reso davvero pericoloso con questa azione personale di Gastaldello che ha fatto vedere tutte le sue doti tecniche. Tanto ancora Petrarca, Mazzucato per Carrossa, è costretto a dare all'indietro a Mazzon e ancora Mazzucato. Molti interventi in campo da parte del Petrarca, bisogna sottolinearlo questo fatto. Intanto vediamo Bocti, poi Mazzucato, Gastaldello, ancora lui si è reso protagonista poco fa veramente di un'azione travolgente, ha saltato un paio di avversari e poi il suo tiro in diagonale che è andato a finire sul montante. Rodriguez, buono il pallone per Maddalosso, peccato perché ha tentato di servire di prima dalla parte opposta a Giorgi, pallone però indirizzato in maniera sbagliata. È entrato in campo anche Veronese adesso per il Padova, proprio al posto di Giorgi. Maddalosso che tenta di attaccare Boctri, viene avanti Boctri, poi controlla a mare la sfera, palla che li termina in fallo laterale. Viene chiamato un time out da parte del Padova. Per questo primo tempo non ce ne saranno più time out perché uno è già stato uno per parte, certo. E allora approfittiamo di questo minuto di time out per commentare un po' come l'andazzo della partita. Pericolosissimo Gastaldello poco fa con quel palo. Stiamo rimanendo chiusi per cercare di mantenere una superiorità di gol, ma non credo che con una squadra così intelligente e soprattutto così matura dobbiamo farlo. Abbiamo rischiato molto, abbiamo preso un palo, hanno preso un palo, e se non c'è un ballerino in porta in forma strepitosa potremmo essere in pareggio. Quindi attenzione a non alzare mai la guardia contro questo Petrarca, anche perché abbiamo visto che in possesso può così usufruire di alcuni giocatori davvero validi. Su tutti direi Gastaldello fin qui. Gastaldello è stato l'acquisto migliore che hanno fatto secondo me, un gioiellino anche lui, ma crescerà, perché poi pare che essendo un under 21 secondo me 19 anni ha questo ragazzo, non credo che ne abbia di più, o sbaglio? Sì, allora ritornano in campo le squadre, siamo sempre sul 2-0 per il Padova, le reti di Maddalosso e Vettore, ancora poi Veronese cerca di venire in avanti, viene fermato, c'è Carrossa, poi c'è un fallo commesso ancora da Carrossa su Maddalosso. Carrossa anche viene richiamato dall'arbitro il signor Voltarel di Treviso. Maddalosso, Veronese, ancora lo scambio poi con Rodriguez. Maddalosso, Rodriguez sbaglia questa volta l'appoggio veronese, può ripartire il Petrarca ma Maddalosso recupera la sfera, prova a involarsi in velocità, viene fermato. Carrossa per il Petrarca, e ricordiamo comunque che per voi questo sarebbe un successo in trasferta perché si sta giocando in casa del Petrarca, conti quel che conti perché
dicevamo anche prima, le tifoserie si equivalgono. Sì, infatti sarebbe un bel successo, sarebbe un successo come primo derby della stagione, ne avremo altri 2 comunque in campionato, uno in andata e un ritorno, però come dico sempre, aspettiamo la fine della partita prima, sai, io preferisco stare calmo, non dare delle considerazioni troppo affrettate. Piedi di piombo da parte di Mattia Arisi, direttore del Padova Calcio a 5. E intanto adesso è il Petrarca che fa la partita e il Padova resta in attesa, giustamente, anche perché in vantaggio per 2-0, meglio non sprecare troppe energie. Mazzucato per il Petrarca, poi l'apertura ancora su Gastaldello, Boctri, Mazzucato, Gastaldello si fa vedere, però Mazzucato lo serve adesso, poi attenzione ancora a Gastaldello, lo scambio con Bocti, poi c'è uno spintone, si reclama da parte di Madalosso, Madalosso ancora, protesta ancora Madalosso, più che per il fallo appena subito quanto per la spinta subita in precedenza da parte di Bocti. Ancora Carrossa, quindi Gastaldello all'indietro per Mazzucato, ancora Gastaldello, quindi Bocti non trova spazio Petrarca, allora ci prova Gastaldello con il suo dribbling ubriacante, questa volta però il pallone gli finisce fuori, viene richiamato anche Gastaldello perché in effetti il gesto non è stato dei più belli, ha scagliato la palla addosso a Madalosso, gesto di stizza da parte di Gastaldello, viene anche richiamato verbalmente dall'arbitro, il signor Tasca di Treviso. Rodriguez, da questi a Veronese, poi Crepaldi, ancora Veronese, Crepaldi cerca di farsi vedere Madalosso in avanti, non c'è spazio, quindi si rifugia su Rodriguez, ottima l'azione di Rodriguez, attenzione perché c'è un salvataggio in extremis da parte di Mazzucato per il Petrarca, intervento in scivolata perché Rodriguez già stava servendo dalla parte opposta Veronese che si era smarcato. E intanto si alza l'urlo della tifoseria Padova con Crepaldi adesso che prova ad andarsene, viene fermato ancora una volta da Mazzucato, riprende il gioco il Petrarca con Carrossa. E sicuramente li sentirete i tifosi bianco scudati in festa per questo vantaggio del Padova sul Petrarca 2-0. Intanto attenzione a Veronese che tentava forse di servire dalla parte opposta Madalosso, pallone scagliato con troppa violenza, è finito sul fondo. Bocti per il Petrarca un po' stordito anche dai festeggiamenti dei tifosi biancoscudati. Mazzucato non riesce a controllare la sfera, se la porta sul fondo e allora Ballari è tutto contento perché può riprendere il gioco con le mani. Da questi a Veronese, quindi Rodriguez, ancora lui dopo lo scambio con Crepaldi. Rodriguez, Veronese, attenzione all'attacco da parte di Gastaldello, poi Rodriguez, è difficile portargli via la palla sinceramente, però ci riesce adesso il Petrarca e poi recupera, attenzione perché Gastaldello può seguire Mazzucato, l'uscita di Ballarin e pallone che finisce in rete. Gol quindi del Petrarca da assegnare a Mazzucato, anche se proprio sulla linea di porta c'è stato un tocco di un giocatore bianco scudato, ma proprio nel momento in cui l'arbitro si stava per decretare la fine del primo tempo. Quando io vi dico che le cose non finiscono mai fino a che non c'è il triplice fischio, ve lo dico, qui ci siamo fatti prendere un po' dall'entusiasmo, dalla paura volevamo cercare di bloccare e di chiudere il primo tempo in un certo modo. Dovevamo comunque lavorare in maniera molto più fluida, ma è giusto così, i ragazzi del Petrarca stanno giocando bene,
E quindi onore al merito, onore al merito. Tutto da vedere quindi il secondo tempo, non andate via, guardatevela tutta questa partita perché sicuramente ci saranno ancora molte sorprese. A tra poco per il secondo tempo di Italian Coffee Petrarca, Padova calcio a 5. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo del primo derby di stracittadino fra Padova calcio a 5 e Petrarca, due squadre che ricordiamo si affronteranno anche nel campionato di C1, ma questo è il secondo turno della Coppa Italia. Il risultato, come dicevamo, 2-1 per i biancosudati al termine della prima frazione di gioco, e adesso tutto si decide in questo secondo tempo, con un Petrarca che ha dimostrato nella fase finale della prima frazione di poter recuperare la partita. Si parte con palla in possesso dei bianconeri petrarchini, partita vivace nel primo tempo, però fin qui è il Padova ad aver segnato 2 reti contro l'unica marcatura del Petrarca. Viene in avanti adesso la formazione bianconera con questo tentativo da parte di Maniero, poi l'appoggio all'indietro per Bottin, ancora Bompane, quindi K. Bottin in possesso di palla, cerca di far girare la sfera, il tocco però non riuscito da parte di Bompane, e quindi Ballarin che fa ripartire i suoi. L'appoggio sbagliato questa volta da parte di Rodriguez, allenatore e giocatore della formazione bianco-scudata. La rimessa per i bianconeri, poi l'appoggio da parte dei giocatori del Petrarchini, con Maniero che cerca di liberarsi di qualche avversario, viene chiuso proprio sul cerchio di centrocampo, da indietro a Bompane, quindi Bottin, quindi Bompane, ancora un triangolo non riuscito, poi Bompane ha possibilità di andare al tiro, c'è la deviazione di Rodriguez che rimane anche leggermente contuso, pallone che è finito proprio sul volto, necessario l'intervento dei sanitari, nulla di grave, si può riprendere con un calcio d'angolo a favore del Petrarca. È venuto a trovarmi qui in postazione Stefano Volpe, sempre di Calcio Padova TV e del Mattino di Padova, anche lui molto interessato a questa sfida derby stracittadino, è sempre un derby di colore che crea molto interesse. Sì, ma la cosa che stupisce molto è proprio il palazzetto che è strapieno, e sarebbe curioso vedere questa partita neanche in un palazzetto più grande. Secondo me verrebbe ancora più gente. Questa è la cosa bella, perché vedere queste partite che si giocano con tutto questo entusiasmo, con il palazzo pieno, ti crea un coinvolgimento completamente diverso, quindi è proprio entusiasmante. E poi grazie anche al servizio che facciamo noi per Calcio Padova TV abbiamo notato anche che le visualizzazioni delle partite sono piuttosto notevoli, quindi si sta creando molto interesse intorno a questo calcio a 5 qui a Padova. Esatto, infatti era quello che pensavo anch'io, proprio grazie a tutte queste cose, grazie all'affiliazione fatta quest'estate dal Calcio Padova con il calcio a 5, è un modo proprio per creare interesse anche nei confronti di un altro sport come può essere il calcio a 5, quindi di creare aggregazioni, di creare proprio suscitare anche dell'interesse verso altri sport. Ci sono tanti tifosi che vengono a vedere il Padova, che sono qui al palazzetto, che ripropongono i cori, questa è la cosa bella, ma soprattutto secondo me poi deve essere sempre un connubio, nel senso i tifosi vengono a sostenere la squadra, ma in questo caso, in queste prime 2 partite finora, è stata anche la squadra che ha aiutato il pubblico con 2 belle prestazioni, quella della settimana scorsa con Vigoreale e quella di oggi. Ecco, precisavi giustamente che sono molti i tifosi che vanno a seguire il Padova a 11
all'Euganeo e che vengono anche poi a vedere il calcio a 5 e portano qui anche proprio lo stile del tifo da stadio, perché l'abbiamo sentiti anche nel corso del primo tempo. Intanto torniamo in partita, c'è stato poco fa una conclusione da parte di Carraro, ben respinta a terra dal portiere del Petrarca. Adesso è ancora Bottin per la formazione bianconera che ha impostato l'inizio di questa ripresa sulla fase d'attacco nel tentativo appunto di recuperare il risultato. Ancora Maniero, quindi Bottin, servizio per Bonpane, ancora Bottin, si chiude bene però il Padova, adesso con Madalosso che respinge ancora K, quindi Maniero, Bottin, piuttosto rallentata questa azione, è difficile sorprendere i biancoscudati giocando a livelli bassi. Poi una conclusione da lontano di Bottin, viene respinta da Madalosso, ancora Bonpane, ancora Bottin, cerca lo spazio per il tiro, viene chiuso molto bene da Carraro. Ancora K per i bianconeri, Bottin che è costretto poi alla fine a dare all'indietro al proprio portiere Tosato. Adesso il Petrarca punta più sull'esperienza, ha inserito il portiere under 21 proprio per poter schierare gli altri 4 giocatori più esperti. Palla poi che finisce in fallo laterale con Bouti, ancora Bonpane tenta di sorprendere Carraro che lo chiude bene sulla tre quarti d'attacco. K, Bonpane, si fa vedere Bouti, non riceve la sfera perché questa finisce in fallo laterale sul tocco di K. Nulla di fatto, ritmi un po' blandi adesso in questo avvio di ripresa. Padova che tenta di controllare il match, Crepaldi riesce ad imbastire su Madalosso, c'è poi il servizio su Rodriguez, l'uscita di Tosato che chiude lo spazio all'allenatore e giocatore dei biancoscudati di origine spagnola. Tosato viene anche in avanti, tenta un lancio lungo, vediamo, ci sono delle proteste dalla panchina biancoscudata. Nessun problema, si può riprendere il gioco con Madalosso che ha dato a Crepaldi, si fa vedere come sempre Rodriguez, l'appoggio ancora su Madalosso, Rodriguez, buono il tocco da parte di Crepaldi, poi c'è un contrasto duro da parte di K su Madalosso, protestano anche i tifosi biancoscudati per questo intervento, ma a nostro avviso regolare perché è entrato decisamente sul pallone. Rientra in campo anche Carraro, Madalosso, Rodriguez viene attaccato, non trova lo spazio, serve poi Carraro che non controlla, non può controllare proprio perché Bonpane fa buona guardia, e allora riparte il Petrarca con Bouti, da questi a Maniero, Bonpane e ancora K, Bouti, Bonpane, Rodriguez spezza l'azione, la manovra bianconera, Padova che rallenta il ritmo, Madalosso, Crepaldi, quindi ancora Rodriguez, Carraro fa girare il Padova, fa correre anche il tempo, attenzione perché Madalosso ha una buona opportunità, poi rimane a terra Carraro, vediamo se l'arbitro interviene, è caduto malamente il giocatore biancoscudato, si lamenta per una botta al ginocchio che si è procurato proprio nella caduta. Bouti sportivamente lo aiuta a rialzarsi, nessun problema
dicevamo della rivalità sportiva, che tale deve rimanere, anche perché fin qui la partita non ha dato spunti di cattiveria da ambo le parti, quindi proprio un bel derby vissuto. Attenzione intanto a Bompane, l'uscita ancora una volta da parte di Ballarin, che si arrabbia con i compagni di squadra, ma la sua uscita è stata provvidenziale. Intanto prova ancora K, bravissimo ancora una volta Ballarin, portiere saracinesca dei biancoscudati. Ci sembra appunto, Stefano, che il Padova voglia un po' controllare, lasciare trascorrere un po' il tempo per guadagnare tempo, mentre il Petrarca ci mette un po' di più fretta ma non trova gli sbocchi necessari. I ritmi si sono un po' abbassati rispetto al primo tempo, era inevitabile. Credo sia una fase anche un po' di, si dice in gergo, di studio tra le due squadre. Anche il Petrarca adesso aspetta a vedere quali sono le mosse del Padova per provare magari poi a affondare e cercare il pareggio nei minuti conclusivi. Tanto numero da parte di Crepaldi, applausi scroscianti per lui. Avete visto un dribbling ripetuto su 3 giocatori avversari, poi il tiro che termina di poco alto sopra la traversa. Applausi quindi per Crepaldi, ottima la sua azione, ma il Petrarca non demorde, viene in avanti Crepaldi, duro nel suo intervento, ma recupera il pallone. Rodriguez questa volta sbaglia il palleggio, ne approfitta Gastaldello, che viene fermato ancora da Rodriguez, si lotta con decisione a centrocampo, poi l'appoggio su Bogzi, troppo lungo il pallone. Rientra anche per il Padova Capitan Giorgi, Paolo Giorgi con il numero 7, e poi Carraro che vedete indica ai compagni stiamo tranquilli, pensiamo, facciamo girare palla. Si prende un po' di riposo anche Rodriguez, intanto lo scambio con Giorgi che però viene chiuso assai abilmente da K. Il pallone messo in fallo laterale, l'appoggio all'indietro ancora su Carraro che controlla, richiama fuori i suoi, lo scambio con Madalosso si gira bene e poi tenta di servire Carraro. Attenzione però adesso è Gastaldello con Mazzucato che sono pericolosissimi, ancora Mazzucato controlla, mantiene il pallone in campo, lo mette fuori, poi Crepaldi che si arrabbia anche con i compagni per la mancata chiusura. Gastaldello, K, ancora Gastaldello, attenzione perché è piuttosto abile nel dribbling, poi Giorgi, ancora Gastaldello, recupera il pallone, viene fermato con un fallo, interviene l'arbitro, il signor Tasca di Treviso, il secondo arbitro, bene appostato, decreta un calcio di punizione per il Petrarca. Potrebbe essere questa la ghiotta opportunità per raggiungere il pareggio. Si piazza la barriera intanto del Padova formata da Giorgi e da Carraro, sul palo va a predisporsi Crepaldi mentre Bogti con il sinistro proverà la conclusione, viene in avanti anche Ballarin, c'è lo scambio, poi il tiro, attenzione, poi K e Ballarin fa suo il pallone, ancora K, l'arbitro lo richiama e anzi lo ammonisce, applausi del pubblico, ammonito K perché è andato ad ostacolare Ballarin mentre si apprestava alla rimessa in gioco. Dicevo Stefano Volpe che Petrarca le prova un po' tutte, però forse dovrebbe un po' accelerare la sua azione per cercare di sorprendere i biancoscudati. Sì, il Petrarca cerca di sfruttare l'errore in fase di impostazione del Padova, prova a sorprenderlo così, finora però, vedi, come in questa occasione, prova a fare questo pressing fulmineo, però finora non ha avuto alto. Attenzione però. Attenzione intanto a questa iniziativa da parte di Giorgi, reclama anche per un fallo, nulla di fatto, l'arbitro fa proseguire Gastaldello, da questi a Bouti, ancora Mazzucato, c'è un fallo, l'arbitro se ne accorge, decreta un calcio di punizione a favore del Petrarca. Siamo sempre 2-1 per il Padova. Bouti
Gastaldello, ancora l'appoggio di Mazzucato, poi Carrossa che è entrato in campo, ancora Mazzucato, viene fermato da Gaspari, Matteo Gaspari con il numero 8. Carrossa all'indietro, adesso Petrarca imbottito di under 20, vedete Gastaldello, Carrossa, tocco, buona l'azione, ancora Carrossa, viene fermato con le buone o con le cattive, poi Giorgi per il Padova, mette il pallone fuori, si rialza Carrossa che era rimasto a terra proprio nel centro dell'area di rigore del Padova. Il risultato non cambia, sempre 2-1. Ci stiamo avvicinando al quarto d'ora del secondo tempo. Finisse con questo risultato, il Padova sarebbe praticamente promosso al turno successivo di Coppa Italia. Carraro, tentativo di Vettore che non riesce però a fermare la sfera, allora Mazzucato mette in movimento ancora Gastaldello, da questi a Carrossa, poi Bautry, l'ultimo tocco forse è il suo, reclama infatti Carraro che alla fine si becca anche un rimprovero da parte dell'arbitro Tasca che minaccia la munizione. C'è intanto la rimessa da parte del Petrarca che le prova tutte per raggiungere il pareggio. Gastaldello, attenzione perché è pericoloso in questa zona, poi Bouti, quindi Mazzucato prova ad andare verso il fondo, viene fermato da Gaspari. Ottimo in fase difensiva Gaspari, Matteo Gaspari, e quindi Carrossa, ancora Gastaldello all'indietro per Mazzucato. Bouti riparte da lontano il Petrarca nel tentativo di trovare spazi per infilarsi nella difesa biancoscudata. Bouti, quindi Carrossa è già dall'altra parte, Mazzucato prova ad andarsene, attenzione pericolo, Mazzucato dribbling e poi il pallone al centro e già il pareggio del Petrarca con Gastaldello. Grande esultanza sugli spalti da parte dei tifosi petrarchini, il Petrarca ha raggiunto il pareggio 2-2 e adesso la sfida si accende anche proprio sulle tribune fra tifosi biancoscudati e tifosi petrarchini, a chi grida di più. Siamo sul 2-2 e adesso la partita va giocata per davvero fino alla fine. Sì, in queste prima metà del secondo tempo il Padova ha fatto però un po' troppo poco secondo me rispetto a quanto ci aveva fatto vedere quantomeno nel primo tempo. Ha fatto poco per cercare di chiudere la partita e alla fine rischi, qua si è fatta proprio tagliare in due la difesa, mi pare, dall'inserimento di Mazzucato che ha fatto un'ottima giocata. E adesso è tutta un'altra partita, Padova che dal possibile 3-0 del primo tempo adesso è 2-2 e adesso l'inerzia è tutta dalla parte del Petrarca. Quindi partita completamente riaperta. Attenzione a Vettore intanto che prova, viene fermato da Bouti, la rimessa aspetta al Padova. È rientrato intanto Rodriguez e anche Crepaldi. Vettore, Rodriguez, adesso è il Padova che deve trovare gli spazi per riportarsi in vantaggio. 2-2 il risultato, quindi grande recupero da parte del Petrarca che nel primo tempo sotto di 2 gol sembrava ormai spacciato, ma così non è, come giustamente ci diceva il buon Mattia Risi, le partite non finiscono mai. Beh, qui in questo caso abbiamo messo un quintetto che comunque non girava abbastanza bene, loro si sono ringalluzziti dopo il gol alla fine del primo tempo
ed è giustamente, sono all'attacco. Adesso 0-0 palla al centro, qui non c'è tanto da discutere. Adesso c'è da giocarsi tutto nell'ultima parte di questo secondo tempo. Rientrano in campo i più esperti, Rodriguez e Crepaldi di testa addirittura tenta di sorprendere il portiere del Petrarca Tosato. Il lancio di Tosato per Gastaldello che controlla ma viene fermato da Giorgi, quindi Rodriguez, Vettore punta all'avversario, Vettore prova ad andare sul fondo per la conclusione, poi lo scambio ancora con Giorgi si allunga un po' troppo il pallone, quindi Crepaldi, ancora Giorgi, sbaglia questa volta Giorgi, attenzione Gastaldello, l'appoggio su Mazzucato ma recupera Rodriguez che non riesce però a trovare lo spazio per andare in contropiede. Adesso la partita diventa anche più piacevole perché si alzano i ritmi, entrambe le squadre vogliono vincere e quindi Bocti per il Petrarca, Mazzucato autore del primo gol del Padova, e poi Gastaldello ha portato le sorti dell'incontro in parità. Attenzione però a Vettore, Crepaldi e gol! Il gol di Crepaldi che fa esplodere la tribuna di fede bianco-scudata. Padova quindi che ritrova il vantaggio fra l'esultanza generale, 3-2. Crepaldi riporta in vantaggio il Padova. E vedi qui cinico il Padova, ha sfruttato l'errore in fase difensiva, ha alzato il livello del proprio pressing, ha sfruttato l'errore in fase difensiva ed è riuscito a segnare. Quello che le era mancato secondo me fino a questo momento nel secondo tempo era stato un po' bassa, non aveva pressato troppo, l'ha fatto in questo momento ed è stata cinica, brava e fortunata a trovare subito il 3-2 ed era importantissimo per il Padova trovarlo immediatamente, e adesso però sarà un gran bel finale di partita. E c'è da dire che comunque per il Padova sono rientrati i giocatori più esperti, Rodriguez, Giorgi, Vettore intanto viene fermato fallosamente, reclamano i giocatori del Petrarca e anche quelli della panchina, deve intervenire anche l'arbitro per placare gli animi, dicevamo, però c'è da dire che nel Padova sono entrati Giorgi, Rodriguez, Crepaldi, giocatori più esperti che hanno dato un qualcosa in più alla squadra, tant'è vero che proprio Crepaldi ha sfruttato l'errore difensivo della squadra bianconera per riportare il Padova in vantaggio. 3-2, rientra anche Carraro, Luca Carraro è un buon tiratore da quella posizione, forse proverà lui con il mancino, ma anche Rodriguez proprio nella partita precedente con il Vigo Real andò a segno più o meno da quella posizione sul calcio di punizione. Vediamo chi dei due si incaricherà della battuta. Vediamo Rodriguez, la finta, lascia a Carraro, si muovono i giocatori a centro area e poi il pallone che viene ribattuto, ma Vettore che lo riconquista, ancora Vettore, lotta aspramente, viene attaccato da Gastaldello. Alla fine l'arbitro dice che il pallone è uscito in fallo laterale, poi ci ripensa e ordina un calcio di punizione per il Padova, chiede scusa all'arbitro che in effetti aveva indicato una rimessa per il Petrarca e invece il calcio di punizione spetta ai biancoscudati che adesso stanno stringendo nella propria area gli avversari. 3-2 per il Padova, si alza il grido della tifoseria sulle tribune, sempre grande spettacolo qui al Palagozzano. Intanto è Carraro che prova a servire, la conclusione poi di Crepaldi, ancora Crepaldi e due volte il miracolo di Tosato. Adesso prova ancora il Petrarca, Rodriguez, Crepaldi, applausi scroscianti. Adesso è davvero uno spettacolo perché il Padova è andato vicinissimo al quarto gol ancora con Crepaldi, ma è stato bravissimo Tosato a ribattere due volte la rimessa, e poi c'è il time out chiamato dalla Petrarca perché adesso la squadra bianconera in effetti stava soffrendo. Sì, facevi tu giustamente una considerazione esatta secondo me. Sono rientrati i giocatori di maggiore esperienza e il Padova ha ritrovato un attimo la bussola, e lo si è visto anche
in un'occasione in fase difensiva nella quale il Padova sembrava andare in sofferenza, il Petrarca stava per prendere campo sulla destra, ci è voluta tutta l'esperienza di Rodriguez che ha messo il corpo per fermare l'avversario, una sorta di istruzione ai limiti del fallo, però comunque corretta. Sono quei gesti, quelle azioni, quei movimenti che fa soltanto un giocatore di grande esperienza, e lo si è visto. Più o meno la stessa cosa che aveva fatto nel primo tempo, quando il giocatore del Petrarca aveva provato ad andare via con il sombrero di tacco, Rodriguez ha chiuso con grande mestiere. Eh sì, l'esperienza conta molto a questi livelli, e intanto il gioco sta per essere ripreso con la rimessa a favore del Petrarca sul pallone Bompane. C'è tutto a posto, adesso si può riprendere, fischia l'arbitro Tasca e quindi il lancio lungo. Poi Bouti, attenzione, Bouti non riesce a mantenere il pallone in campo, la rimessa ancora per il Padova, che si schiera adesso con Carraro, Rodriguez, Crepaldi e Vettore, mentre dalla parte opposta c'è Bompane, Bouti, Mazzucato e Bottin. Crepaldi, Carraro, il lancio lungo, a cercare ancora Vettore che lotta con Bottin, un mastino. Bottin lo ferma, gli mette il pallone fuori, la rimessa ancora per il Padova. Nulla di fatto, tanto ci stiamo avvicinando alle fasi finali di questo incontro. Tosatto sparacchia lontano, colpisce male, da buon portiere, e quindi da fondo campo può riprendere Ballarin, che imposta su Rodriguez. Crepaldi, giochicchiano i due, vengono in avanti i tre attaccanti del Petrarca. Poi Vettore controlla e difende bene la sfera, viene attaccato, è Mazzucato che gli mette il pallone fuori. Crepaldi, autore del terzo gol. Attenzione a Vettore, se ne va bene, poi lotta, piccola scaramuccia anche con Bottin. L'arbitro dice che si tratta di calcio d'angolo perché l'ultimo tocco è stato proprio del numero 9 del Petrarca. Proteste da parte dei giocatori bianconeri. Irremovibile l'arbitro, è stato il primo arbitro, Voltarel, a decretare questo calcio d'angolo. Poi Crepaldi, Rodriguez, ancora il tocco di Bompane, palla in fallo laterale, la rimessa sempre di Rodriguez per Crepaldi, poi Carraro, ancora Vettore, Rodriguez difende bene, da all'indietro per Vettore, che in quella zona forse è meglio che non ci stia, trattandosi di un attaccante più che di un difensore. Tanto Crepaldi, Carraro, palleggiano bene adesso i giocatori del Padova, facendo girare il pallone e far trascorrere un po' di tempo. Crepaldi, quindi Carraro, Vettore, buono all'iniziativa, poi però il colpo di tacco non viene. C'è un fallo, c'è chi dice no, c'è chi dice sì. Il fallo di Carraro su Bogti, l'intervento dell'arbitro Voltarel, che decreta il calcio di punizione a favore del Petrarca. 3-3 il conteggio dei falli. Ricordiamo che dopo il quinto fallo si va direttamente al tiro libero. Proprio nella partita settimana scorsa Padova ci ha fatto vedere proprio l'esecuzione di un tiro libero con Rodriguez che ha colpito il palo, e poi ne è scaturito il terzo gol proprio dei biancoscudati contro il Vigo Real. E intanto Bottin per il Petrarca prova forse il tiro dalla lunga distanza, è in possesso di una botta, pallone che viene colpito male, finisce fuori. Si arrabbia anche Diego Giacon dalla panchina, l'allenatore del Petrarca, che rimprovera il suo giocatore per aver colpito malamente questo pallone. E allora Carraro, Crepaldi, ancora Carraro, Rodriguez,
pallone spedito in avanti alla ricerca di Vettore, che viene anticipato dal solito Bottin, da questi a Bouti. Mazzucato, buon pane, poi Bottin, Boutri, Bottin, Mazzucato. Si stringono le maglie del Petrarca, difficile trovare spazi adesso per i giocatori bianconeri. Bottin, l'apertura su Mazzucato che non riesce a controllare, scivola anche il pallone che gli va oltre la linea laterale. Attenzione a Vettore, punta 3 avversari, è costretto a retrocedere, dare all'indietro. Poi Rodriguez scambia con Crepaldi, ancora Vettore, prova una finta, non ci casca Bottin. Molta tensione in campo, ma anche qui sugli spalti, primo fra tutti Mattia Risi. Ci daranno fino a torcere fino alla fine dell'ultimo tempo, quindi alla fine della partita. Però vedo comunque 2 squadre che lottano bene, non si risparmiano colpi e devo dire anche molto corrette fra di loro. Rodriguez sulla sfera, riprende il gioco, Crepaldi fa girare su Carraro, può andarsene sulla sinistra, c'è il suo tiro deviato da Carrossa. Ancora un corner a favore del Padova, che è in vantaggio per 3-2 grazie alla rete realizzata poco fa da Crepaldi su bellissima azione. Attenzione, poi Crepaldi ancora dopo il tiro di Carraro, occasionissima ancora per il Padova, e poi Buonpane, il tiro deviato, la deviazione però di un giocatore del Petrarca. Entrambi gli arbitri si trovano d'accordo nell'indicare il calcio di rinvio. Il lancio lungo, poi a cercare Vettore che potrebbe andare al tiro, così è infatti, pallone che attraversa tutto lo specchio della porta e termina sul fondo. Adesso sono tutti in piedi in panchina giocatori e dirigenti del Petrarca che tentano di spingere la propria squadra al recupero. Carrossa viene fermato da Carraro, pallone che gli scivola fuori, calcio d'angolo, tutti avanti adesso nel tentativo di trovare il pareggio, manca pochissimo alla fine dell'incontro. Bouti, attenzione ancora, prova Carrossa, fa girare su Gastaldello, lo scambio con Carrossa, pallone messo al centro, poi scodelato, tiro di Gastaldello ed è bravissimo Crepaldi a chiudere. Il tempo sta per scadere, vediamo che gli arbitri indicano forse qualcosa, ma ancora Bouti, attenzione, pericolo, tiro fuori. 3-2 per il Padova, manca pochissimo, reclamano dalla panchina della Padova perché il tempo è scaduto e si attende solo il fischio finale degli arbitri, fischio finale che forse sta per arrivare proprio in questo momento, e vince il Padova il primo derby della stagione, 3-2, partita bellissima. Contento Mattia Risi? Siamo felici, sì, ma questo è soltanto uno dei 3 derby che dobbiamo fare con loro e secondo me negli altri 2 ci daranno filo da torcere. Comunque bravi Petrarca, bravissimi noi e forza Padova. Forza Padova, giustamente dice Mattia Risi, complimenti anche alla Petrarca. Stefano, ti sei divertito anche questa sera? Sono divertito molto anche questa sera, 2-2, partita benissimo la stagione del calcio Padova e ricordiamo che il Padova non ne ha promosso una matricola, il Petrarca invece vanta comunque molta più esperienza, gli ultimi anni sempre in C1, 4-5 anni fa era addirittura in Serie B, per cui insomma la matricola non ha pagato lo scotto, grande partenza del calcio Padova e nonostante le sofferenze finali direi vittoria meritata. Bene, allora noi chiudiamo qui dal Palagozzano ricordando che il Padova ha battuto il Petrarca 3-2 nel primo derby della stagione, valevole per il secondo turno di Coppa Italia, ma queste 2 squadre si ritroveranno anche tra poco nello stesso campionato di C1 e quindi seguite Calcio Padova TV che vi proporrà tutte le partite del Padova Calcio a 5. La stagione è iniziata molto bene, 2 vittorie su 2. E con questo è tutto dal Palagozzano di Padova. Il Padova batte il Petrarca 3-2.